Bene, adesso è 15 agosto, siamo nel Museo degli Indiani d'America a Washington. Questo è un copricapo fatto con le piume. L'ascia di guerra e la pipa della pace. La moto Indian, che nel suo design ha degli elementi della cultura indiana, insomma è considerata molto stilosa. Alcuni oggetti Quechua. We are forced into a situation in order to continue our ceremonies with the boat dance. We actually have to request in writing to the Bureau of Reclamation in Sacramento to tell them when we're going to have our boat dance so that they can increase the flow so that our canoes, our redwood dugout canoes, won't bottom out and hit rocks on the bottom of the river. So there has been a major disruption in our culture because of that fact. Because of the fact that the river is not allowed to do what Mother Nature intended it to do, we are forced into having to work with the Bureau of Reclamation to continue our culture. We're going to continue to do our dances. Queste sono relative ai indiani del nord, che sono praticamente esquimesi o comunque popolazioni simili. Sono degli oggetti, per esempio una maschera di salmone. Questa ancora dietro è lo stesso bronzo che celebra l'alleanza tra gli Stati Uniti d'America e la nazione Oneida quando ci fu la rivoluzione per l'indipendenza degli Stati Uniti. Allora, per firmare gli accordi dopo una guerra si seppelliva l'ascia di guerra e si utilizzava la pipa della pace. Queste sono borse in cui si riponeva la pipa della pace. Sono borse con ornamenti diversi a seconda dei vari popoli che le hanno realizzate. Andiamo più zoomato. Andiamo a vedere dietro, nella stessa vetrina ci sono, nella stessa vetrina dietro ci sono le pipe della pace. Una veste di alcune popolazioni che si trovavano nell'attuale Wisconsin. Vasellame.
Allora, stanno allestendo una mostra Inca. Non riusciamo a capire bene di cosa si tratti. Però, insomma, c'è questo grosso, non so come definirlo. Dipinto su tela. Ah, dipinto su tela. Acrilico, hai detto? Acrilico su tela. Bello, bello proprio. Reperti Inca del 1000 a.C. C'è, diciamo, un vaso, una sellame e poi un ornamento per la testa a destra. Un ponte Inca interamente realizzato con le funi vegetali. Gli Inca erano molto bravi appunto a generare, a costruire funi con l'erba e sapevano esattamente quanto era in grado di, quanta trazione sopportava. Ecco lo stesso ponte visto da un'altra angolazione. See, look over here, baby. Here's the grass. Oh, well, there's the grass right there. È bello, sì. Una fune fatta con peli di lama dal popolo Quechua. Questa è una sacca, diciamo, in cui una tribù dello Utah, i membri di questa tribù mettevano i neonati per tenerli al caldo e poi per poterli trasportare a spalla. Questo è un piatto tipico degli indiani Navajo, che adesso, insomma, tra breve mangerò, si chiama taco e niente, siamo ancora al Museo degli Indiani d'America, insomma, si può anche mangiare qua. E questa è un'altra cosa che ora mangeremo, che è l'hamburger di bisonte.